Un piccolo contributo richiesto a Sicilia e Calabria mi sembra banale, che ci mettano una piccola fiche è normale. Era prevedibile che questa frase, pronunciata dal vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alla presentazione di un libro sul ponte, fosse destinata a scatenare reazioni e così è stato. Perché se Salvini ha affermato che quello sullo stretto è il ponte degli italiani che non solo unisce Villa San Giovanni con Messia, ma è un corridoio che unisce l'Europa ed è un ponte che la stessa Europa ci chiede da decenni, la risposta del presidente della regione Renato Schifani non si è fatta attendere ed è avvenuta durante un intervento a Sky TG24. Schifani ha ricordato come il governo siciliano abbia sempre condiviso la strategicità dell'opera essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno e di tutta Italia e abbia deliberato di essere pronta a collaborare con 1 miliardo di euro di risorse dei fondi di sviluppo e coesione. Ma Schifani ha voluto precisare un aspetto non di poco conto. Fondi, ha detto il presidente, che adesso sono stati prelevati da autorità dal governo nazionale per un importo addirittura maggiore di 300 milioni. Il tema è delicato perché costituisce un precedente, occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello Stato, come prevede la Costituzione. Quindi mi auguro che questo fatto non si ripeta perché si aprirebbe un conflitto istituzionale che nessuno vuole. Queste le parole di Schifani. Intanto, sui territori, la decisione del governo di tagliare i fondi di sviluppo e coesione ha creato qualche timore. Ad esprimerli sono i sindaci di Messina e Villa San Giovanni. Certo, quello che sto sentendo non mi fa stare sereno da un punto di vista politico, perché le risorse della regione sono risorse che poi servono a tutte le province diciamo della regione stessa. Noi lo avevamo detto però, quando uscì la notizia 2 mesi fa, noi avevamo detto prendono fondi che sono destinati alle nostre strade, alle nostre scuole, ai nostri ospedali per realizzare quella insomma che prospettano come grande opera. Permettiamoci il lusso di fare a meno dell'auto. È l'invito dell'amministrazione comunale di Catania per ridurre il traffico in centro che nel periodo natalizio diventa insostenibile, soprattutto nei fine settimana. Ricorderete le immagini del sindaco trantino che nei giorni scorsi si era improvvisato vigile urbano per dirigere l'intenso traffico veicolare e pedonale dei quattro canti, dove le auto cercavano di passare mentre un fiume di persone attraversava l'incrocio, creando rischi per i pedoni e pesanti rallentamenti. Da qui la decisione di chiudere al traffico veicolare Piazza Stesicoro dalle ore 17 alle ore 23 da domani fino a domenica e nei giorni 22, 23 e 24 dicembre. Questo ci ha indotto ad agire, ad assumere delle iniziative per evitare gli ingorghi che inevitabilmente si formeranno agli incroci, perché questa marea umana chiaramente condizionerà i flussi veicolari. Una scelta che molti cittadini approvano. Posiamo a pieno titolo che questo centro deve essere regolato e chiuso. Direi che è una scelta giusta. Qualcuno è d'accordo, ma chiede una viabilità alternativa. Dove parcheggiano le persone che vengono dalle colline? L'invito del sindaco e dell'amministrazione non è solo a lasciare l'auto in garage, ma anche quello di utilizzare di più i mezzi pubblici. Per l'occasione la metropolitana rimarrà aperta fino a mezzanotte, mentre per Capodanno sarà attiva fino alle 2:30 del mattino. Per gli irriducibili delle auto, la MTS garantirà anche la sera l'utilizzo del parcheggio cosiddetto del Pino in via Ventimiglia e quello di via Sturzo al prezzo di €1. La via Plebiscito potrà essere utilizzata come circonvallazione interna, ma si consiglia di sfruttare anche i parcheggi scambiatori di Nesima, Milo e dei due obelischi. Sono 51 le aree inserite nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e il Parco Tecnologico. Per quanto riguarda la Sicilia in particolare, compaiono nel documento solo 2 aree, entrambe nel versante occidentale, a Calatafimi Segeste e a Fulgatore, frazione di Trapani. Forte dissenso sulla possibilità di ospitare un sito per i rifiuti nucleari viene espresso dal sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso. Calatafimi Segesta continua a rimanere tra i siti idonei di quello che è la Carta Nazionale delle Aree Idonee per la realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del Parco Tecnologico. Questo per noi non è possibile, ci opporremo ancora una volta, lo abbiamo già fatto nel 2021, lo continueremo a fare. Ferma contrarietà anche da parte del primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida. Né Trapani né alcun comune della provincia di Trapani, lo abbiamo già posto all'evidenza delle autorità governative regionali e nazionali da tempo. Oggi lo ribadiamo, non siamo interessati a alcuna candidatura e avviso naviganti. Ci opporremo a qualsiasi eventuale iniziativa che secondo me, speriamo, non abbia mai
a verificarsi autoritativa da parte di soggetti terzi. Entrambi i sindaci annunciano una strenua battaglia per sventare questo attacco al territorio, consapevoli, dicono, di rappresentare gli interessi dei loro cittadini e di tutta la provincia di Trapani. Nelle 51 aree idonee in Italia e quindi nelle 2 aree di Calatafimi e Purgatorio saranno stoccati 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media intensità e parcheggiati temporaneamente 17.000 ad alta intensità provenienti dalle 4 ex centrali e da altri impianti della filiera dell'atomo. L'obiettivo è quello di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività. I colpi di pistola sparati in aria durante una rissa in via La Lumia hanno nuovamente acceso i riflettori su quella che è un'emergenza, la sicurezza nella città di Palermo. Residenti e commercianti insorgono e chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Il sindaco Roberto Lagalla già nei giorni scorsi aveva affrontato il tema e in un incontro con gli albergatori aveva fatto intendere che in determinate zone di Palermo occorre la presenza forte dell'esercito. La copertura di un territorio articolato, esteso, è difficile e conseguentemente è ovvio che tutti dobbiamo collaborare in questa direzione. È ovvio che le forze in campo potrebbero e dovrebbero essere integrate. In questo evidentemente l'apporto dell'esercito, che per ora è stato disposto solo per l'area della stazione ferroviaria, potrebbe essere, come è stato nel passato, uno strumento di deterrenza importante. Il primo cittadino palermitano lo ha anche chiesto al governo nazionale, che però ha risposto sostenendo che Palermo non è la città italiana che ha più bisogno di questo provvedimento, perché nelle medie nazionali la microdelinquenza è molto inferiore rispetto a quella di altre città metropolitane. Non dobbiamo parlare di emergenze confondendo i fatti con i fenomeni. La movida è un fenomeno e va quindi affrontato attraverso un controllo puntuale del territorio. La sparatoria è un fatto che potrebbe essere accaduto in qualunque altra parte della città, che non ha una correlazione immediata e diretta con la movida, e si sta facendo di tutto, e sono certo che ciò avverrà, per identificare i responsabili e sanzionarli, punirli adeguatamente. Vittoria del Catania e sconfitta per un gruppo di facinorosi che ha dato vita ad alcuni scontri fra le opposte tifoserie prima del match fra Rossazzurri e Pescara. Alla fine 2 persone sono state arrestate in flagranza di reato. Si tratta di 2 ultra della Curva Nord. I fatti si sono svolti vicino a Viala, a poca distanza dallo Stadio Massimino. Una decina di ultra rossazzurri ha atteso il passaggio del bus dei supporter pescaresi e i 2 gruppi sono venuti a contatto, dando vita a momenti di tensione con lancio di fumogeni e bombe carta. Immediato l'intervento della Digos e degli agenti della polizia che hanno separato le 2 tifoserie. Alcuni degli agenti però sono stati colpiti e hanno riportato delle ferite. Queste le immagini del pullman della MTS assaltato con evidenti danneggiamenti alla carrozzeria, alle vetrate, ma anche all'interno. Lo stesso pullman che poi ha completato la sua corsa portando i pescaresi allo stadio, dove sono entrati a primo tempo già abbondantemente iniziato. Di bambini che intona canti di Natale può sembrare la più classica delle rappresentazioni delle festività, ma se si pensa che ad ascoltarli dal vivo, oltre che un'aula comunale gremita di gente, c'erano anche dei loro coetanei in collegamento dall'Ucraina, il brano inglese Principe della Pace assume tutto un altro contenuto. Parole di pace e fratellanza che partono da Catania e arrivano in Ucraina grazie al Kivanis Club di Catania Est e di Oradea, che svolge attività di assistenza ai bambini profughi e delle scuole ucraine in guerra vicine al confine con la Romania, per far sentire loro che la solidarietà tra popoli esiste. Il Kivanis ha realizzato sin dal momento dello scoppio della guerra un programma di assistenza a distanza con raccolta fondi del nostro Children's Fund, che ha raccolto fondi in tutta Europa per poter permettere di far arrivare degli aiuti direttamente alla popolazione ucraina attraverso i nostri club in Romania che sono vicini al border, al confine ucraino.
Il progetto, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Catania e dal Chivanis, ha coinvolto gli alunni degli istituti comprensivi Calvino di Catania e Rodari Nosengo di Gravina di Catania. Hanno fatto un concorso interno alle 2 scuole catanesi, sono stati selezionati 2 disegni che verranno spediti unitamente a tutte le letterine di auguri. Poste Italiane ha effettuato l'annullo filatelico dedicato all'evento. Le campane suonano a festa, Piazza Duomo è stracolma di devoti, sono tutti qui per Santa Lucia. Dal balcone l'omelia dell'arcivescovo che tocca anche la piaga della violenza. In ogni donna umiliata e aggredita viene offesa la dignità di ciascuno di noi. La devozione, ma anche la bella serata hanno portato in strada decine e decine di migliaia di devoti. La sento molto forte questa devozione. 40 anni che faccio io la processione, grazie ricevuta. Mi ha fatto 2 grazie ricevute. I tempi della processione li dette il campanellaio, scelto tra i membri dell'associazione Santa Lucia tra i falegnami. Siamo in Corso Umberto e c'è davvero un bagno di folla. Viva Santa Lucia! Anche i bambini urlano Viva Santa Lucia. I bambini sono una ventina e loro ogni anno vogliono fare sempre la processione. Questo è uno dei balconi che molti in questo giorno invidiano. Sì, effettivamente è un dono. Tanti i turisti a Siracusa per Lucia, lui arriva dagli Stati Uniti. Anche a Siracusa di New York c'è una grande chiesa di Santa Lucia. Dal Duomo alla borgata è un fiume di gente, qui Santa Lucia resterà per una settimana, poi la processione dell'8ª. Coinvolge tutti e 5 sensi, vista, olfatto, tatto, gusto e udito. Il percorso esperienziale è nato all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, un giardino sensoriale caratterizzato dalla presenza di piante tipiche della flora mediterranea, acque e uccelli della fauna locale, per un'esperienza fatta di suoni, profumi e consistenze fruibili da tutti. Questo progetto rientra fra i progetti che sono stati finanziati con la legge 77/2006, che è una legge che lo Stato italiano ha promulgato per sostenere una serie di attività di valorizzazione e di gestione dei siti UNESCO. Il giardino sorge in un'area di 2000 metri quadrati, situata nello spazio antistante la Casa Pace, di fronte al Tempio della Concordia, con accesso dalla Via Sacra. Il progetto del giardino sensoriale e questa stessa area è solamente il punto di arrivo di un progetto più grande che ha coinvolto numerose scuole, tra cui l'Istituto Karol Wojtyła di Catania, l'ODA, l'Opera Diocesana di Assistenza, con dei ragazzi e delle persone, anche degli adulti, che avevano delle difficoltà cognitive importanti. Il giardino è stato concepito come una sorta di percorso immersivo, in cui è possibile toccare le piante e gli alberi presenti al suo interno e degustarne i frutti che cresceranno, per una serie di percorsi logico-funzionali mirati al coinvolgimento di ogni visitatore, all'insegna dell'accessibilità, dell'inclusività e dell'abbattimento delle barriere cognitive e fisiche. La commossa percezione della bellezza del creato e del dolore quando questa è violata dall'uomo con le sue azioni, nella pittura di Piero Guccione, in una mostra allestita al Museo Regionale Francesco Messina, Salvatore Incorpora, di lingua glossa, visitabile tutti i giorni fino al 31 marzo, arricchita da scatti e scritti dedicati all'artista. Si chiama Dolore e meraviglia, da una citazione di Aristotele cui si era ispirato il pittore in vita. Sono 24 le opere esposte tra oli, tecniche miste e pastelli, realizzate dal maestro di Scicli tra il 1975 e il 2008, come racconta la commossa figlia Paola. È una mostra che racchiude 26 opere, sono paesaggi sia di mare che di campagna modicana, dove si rappresenta al meglio, penso, tutta la poetica di papà, e quindi sono molto, molto felice e mi sono veramente commossa alla vista di queste opere.
Piero Guccione, definito il più leopardiano tra gli artisti del Novecento proprio a causa di quel senso di solitudine e di infinito, ma nel contempo di meraviglia e speranza che evocano le sue opere. Paesaggi suggestivi, misteriose albe sulla spiaggia e l'Etna a montagna, che il maestro rievoca in un pastello su carta con il suo cucuzzolo innevato. Lingua glossa è stato la scelta migliore per un momento di lancio per la Sicilia di una figura di un artista come Piero Guccione. La mostra è stata realizzata grazie ad un progetto della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, finanziato dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali e realizzato in collaborazione con l'Archivio Piero Guccione e con il Comune di Lingua Glossa. Davanti a Pelligra il Catania si rifà dopo la sconfitta del derby. Dal secondo tempo senza anima di Messina a quello di cuore e qualità col Pescara in Coppa, nonostante le assenze, soprattutto davanti. Ora troverà in semifinale una fra Lucchese, Padova o Rimini. La prossima settimana il sorteggio. Chi vincerà andrà direttamente alla fase nazionale dei playoff. Avevamo necessità di riconfermarci come ci siamo riconfermati in 4 partite e mezzo, cioè quelle fino al primo tempo di Messina, e oggi abbiamo ripreso il cammino. Il Pescara in avvio si fa preferire, giunge al tiro con Accornero, conclusione dal limite di destro e palla sulla traversa. I rossazzurri crescono a fine primo tempo e come detto cambiano completamente marcia nella ripresa. Guaini imbecca bene Chiarella che si presenta tu per tu con Plizzari e manda la sfera sul palo. Sulla ribattuta ci prova Chiricò, ma è bravo il portiere. È il prologo del gol, angolo di Chiricò e poi 3 colpi di testa consecutivi, prima Rapisarda, poi Lorenzini e infine la conclusione vincente di Castellini. Nel finale, con gli abruzzesi in 10 per l'infortunio di Pellacani, a cambi già esauriti, ecco il raddoppio di Zammarini dopo una bella giocata di Zanellato. Pelligra, a fine partita, è contento e già parla di futuro e di mercato. Noi questi 3-4 mesi è stato un po' difficile perché la Serie C è difficile, ma però come a Catania noi stiamo facendo questi cambi e diventare più forte. Questi giorni, mentre che sono qua, facciamo le decisioni per quello da fare. Vedrà anche la partita col Sorrento. Sì, grazie.